Buonasera a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Furlane, una nuova puntata di Loud, questo nostro viaggio musicale di 90 minuti che va in onda ogni 2 settimane, il giovedì dalle ore 21:30 alle ore 23, anche questa sera assieme a Daison Cristiano per questo nostro percorso con la musica che stasera l'andiamo a pescare nel lontano 1982, anno in cui usciva questo disco dei irlandesi Virgin Prunes, un gruppo storico formatosi alla fine degli anni 70 proprio a Dublino, in quello che era il contesto in cui poi sono nati anche gli stessi U2. Infatti con loro i membri dei due gruppi spesso si mescolavano. I Virgin Prunes sono rimasti molto più underground, anche per una scelta proprio di impostazione sia musicale che di attitudine, che prevedevano delle performance nei concerti spesso molto teatrali. Questo è il disco forse più conosciuto, If I Die I Die, uscito su Rough Trade appunto nel 1982. E questo è il primo pezzo stasera qui a Loud, intitolato Theme for Thought. Loro sono Virgin Prunes. Found him with the dead, the poor dead woman whom he'd loved, murdered in her bed. He walked amongst the trial men in a suit of shabby grey, a cricket cap stuck on his head and his step seemed light and gay, though I never saw a man who looked so wistfully at the day.
Virgin Prunes, quindi capitanati da una coppia di cantanti e performance che erano Googie e Gavin Friday, e proprio il secondo, dopo aver sciolto nel 1986 questa band, ha intrapreso una carriera solista che l'ha portato a pubblicare diversi dischi, e ritorna invece con una collaborazione in qualità di cantante assieme al duo francese degli Atonalist, un duo appunto formato dal polistrumentista Renaud Gabriel Pion assieme a Arnaud Fournier. Insieme creano questa musica che è fuori dai codici, anche perché mescola cose elettroniche, free jazz, cantautorato e anche molta musica contemporanea. Io ho scelto un estratto dal loro debutto che si intitola Atonalism, uscito per Audiotram nel 2017, e questa è Different to the Others. Loro sono Atonalist featuring Gavin Friday.
Questa era la voce inconfondibile di Gavin Friday, ex Virgin Prunes, che abbiamo ascoltato con gli Atonalist, e adesso ci andiamo ad ascoltare veramente un suo brano personale. Era il 1992 quando usciva il suo secondo disco solista, Adam and Eve, per la Island Records, e questa è The Big No No per Gavin Friday.
si intitola Data Mirage Tangram, del nuovo disco degli svizzeri Young Gods, gruppo storico, anche loro partiti dagli anni 80, i primi forse a mescolare l'elettronica e soprattutto un modo di usare l'arte del campionamento con strumenti veri come la batteria. Infatti all'inizio erano un trio con batteria, campionatore e voce. Ritornano dopo qualche anno di assenza con questo nuovo disco. Noi ci siamo ascoltati il singolo che porta il titolo di Figure sans nom, mentre questa è un'altra traccia da Data Mirage Tangram, si intitola Moon Above e loro sono Young Gods.
Loro invece si chiamano Triple Sun, un trio che vede coinvolto anche Massimo Pupillo degli Zoo,
Li avevo già fatti ascoltare qualche tempo fa, sempre qui a Loud, con questo bel disco uscito nel 2016 su Consoling Sounds. Noi ci abbiamo ascoltato il pezzo che apre questo lavoro, intitolato A Hole in the Sky.
presenta Loud, un viaggio sonoro di 90 minuti ogni 2 settimane, il giovedì alle ore 21:30 e in replica la domenica alle ore 24 su Radio Onde Furlane. E siete sempre all'ascolto di Loud, che state ascoltando sui 90 in modulazione di frequenza Radio Onde Furlane. Potete anche ascoltarci in streaming attraverso il sito della radio ondefurlane.eu e successivamente riascoltare i nostri podcast attraverso gli indirizzi della nostra pagina Facebook Loud Radio, oppure attraverso anche il nostro sito internet. E vi ricordo che i podcast sono anche disponibili sul sito The New Noise. L'ultimo pezzo che ci siamo ascoltati l'abbiamo affidato a questo gruppo americano, loro sono Daughters, formati nel 2002 a Providence, Rhode Island, dopo lo scioglimento del gruppo As the Sun Sets. Ricordano un po' certo noise rock della fine degli anni 90. Il loro disco esce su Hypopcake Recordings, You Will Not Get What You Want, e noi ci siamo ascoltati questa sera Satan in the Wait. Il prossimo pezzo invece lo affidiamo a un altro gruppo che è in intermittenza, così ha pubblicato dei dischi a partire dagli anni 80, dalla metà degli anni 80. Loro sono gli inglesi The Telescopes, ormai diventati un po' il progetto solista del cantante. Exploding Head Syndrome è il loro nuovissimo disco uscito su Tapete Records, e questa è Everything Turns Into You.
E Loud continua e lo fa in questa parte finale con delle musiche che provengono dall'Italia. Il primo progetto che ci andiamo ad ascoltare è quello di Paolo Monti, ovvero The Star Pillow, una drone ambient music in cui la chitarra è il soggetto principale. Questo è il disco intitolato Above, uscito nel 2016 per l'etichetta Time Released Sound, e l'estratto che ho scelto è questa Sleeped Dust per The Star Pillow.
e si muovono su coordinate simili anche i luminance ratio, anche questi con chitarre e strutture molto ambient. Io ho scelto questo disco, anche questo del 2016, per Boring Machine e Fratto 9 Under Sky Records, intitolato Like Little Garrison Besieged, e questa è Solid State Tuners per Illuminance Ratio.
collage di suoni e rumori invece il pezzo che ho scelto per la fine dell'odierna puntata di Loud. Lo affidiamo anche in questo caso a un musicista italiano, Claudio Rocchetti, sperimentatore, che lavora principalmente con vinili, cassette e molte apparecchiature analogiche. In questo caso il disco del 2016 su Tannen Records portava il titolo di Memoria istruttiva. Anche in questi suoni riaffiorano ricordi e memorie di un passato. Claudio Rocchetti ci fa rivivere appunto le sue personali memorie in questo lato B del vinile Memoria istruttiva, che ci andiamo ad ascoltare per intero come conclusione dell'odierna puntata di Loud, ricordandovi sempre il nostro appuntamento ogni 2 settimane, il giovedì dalle ore 21:30 alle ore 23 su Radio Onde Furlane e la domenica la replica alle ore 24. Vi ricordo inoltre che i podcast sono disponibili sempre sulla nostra pagina Facebook, assieme alle nostre playlist e alle informazioni sul materiale che solitamente trasmettiamo. Buona serata a tutti e vi auguro una buona notte.
Jason presenta Loud, un viaggio sonoro di 90 minuti ogni 2 settimane, il giovedì alle ore 21:30 e in replica la domenica alle ore 24 su Radio Onde Furlane.